mettiamo vetri antisfondamento, serrature particolari, ma non serve a niente. Se vogliono distruggono tutto. È amareggiata Donata Bino, titolare dell'Ottica Max in via San Fermo, in centro, a Padova. Nella notte tra mercoledì e giovedì, due malviventi, come vedete nei fotogrammi delle telecamere di sicurezza, con una grossa pietra hanno sfondato la porta del locale. Una volta entrati, si sono diretti verso le cassettiere in cui sono custoditi gli occhiali più preziosi, dato questo che fa supporre che il negozio fosse stato preso di mira già da tempo. E saremmo stati controllati precedentemente, magari sarà entrato qualcuno nel visualizzare la merce che noi trattiamo, siccome noi trattiamo un prodotto medio-alto, un prodotto di nicchia, quindi probabilmente sì, sapevano forse, però non puoi accusare nessuno. Un furto importante anche se non è ancora stato quantificato il bottino. Resta un'amarezza perché in prima persona sono 40 anni che mi impegno a far sì che la via sia pulita, che il negozio sia attraente, che ci sia la luce che serve anche a tutto il resto. Quindi no, stai male. Con le nostre vetrine illuminiamo la città, ci dice la signora Donata. Dobbiamo essere messi però nelle condizioni di proteggerci. Le belle arti non consentono di metterci in sicurezza. Questa è una cosa assolutamente che penso che dovrebbero rivedere un po', perché tutto il centro storico è messo così, quindi siamo prede facili a qualsiasi attacco. Molta la solidarietà ricevuta, tanto da dover ricaricare il telefono 4 volte, ci dice con un sorriso. Questo le ha dato la forza di ripartire. Io ho reagito che la sera stessa era tutto perfetto come lo vede adesso. La porta sostituita, la vetrina rifatta e quindi andiamo avanti. Punto. Questa è la vostra risposta Sì, a chi sì, si anche perché tanto non ti aiuta nessuno, quindi o ti dai una mano e ti fai, come si suol dire, ti giri le maniche, se no